Progetti di finanza e setaccio della Giunta regionale. A rischio potrebbero essere opere come la nuova Valsugano, l'autostrada del mare, 7 in totale. Sul primo progetto di legge del suo secondo mandato è lo stesso Luca Zaia, governatore del Veneto, a mettere la firma ed è il presidente a difenderlo davanti all'intero Consiglio regionale. Il voto quasi scontato. Su Zaia e il suo progetto fa quadrato l'intera maggioranza. Parola mantenuta, la prima legge che di fatto ci dà modo di mettere mano ai project, sono 6 project in piedi e quindi uno per uno valuteremo se si va avanti oppure no. La legge prevede la revisione dei project financing, dove non si è ancora arrivati alla stipula della convenzione per la concessione sulla base di valutazioni come l'attualità del progetto, ad esempio, di cui saranno incaricati l'Avvocatura regionale e un gruppo di tecnici. Contraria all'opposizione, 16 gli emendamenti presentati dal Partito Democratico e 5 Stelle ribadiscono la necessità di una copertura finanziaria certa prima dell'inizio di ogni opera. Solo in questo caso e solo tutelando completamente quelli che sono i veneti e le persone che vivono il territorio possiamo pensare di votare questa legge, altrimenti continuiamo a rimanere assolutamente contrari a questa macchina mangiasoldi. Alle preoccupazioni e alle critiche risponde il Presidente. Qui con i project si possono fare due cose: cancellarli o andare avanti. Non ci sono variazioni sul tema, nel senso che non esiste l'ipotesi di buttare fuori un proponente e andare a cercare un'altra impresa. Quindi o li si cancella, quindi li si blocca, oppure si va avanti.